Allora salutiamo Luca Zai, il nostro governatore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Insomma, una bella notizia oggi, dai, cominciamo con le buone notizie. La classifica di Legambiente, ecosistema urbano, Belluno insomma è sul podio, quindi una buona notizia che riguarda un po' la graduatoria nazionale. Diciamo che scende dal secondo al terzo posto, però siamo lì sul podio. Direi che è merito dei bellunesi, dell'amore che i bellunesi hanno per la loro terra, per la loro città e in generale dei veneti per l'amore che hanno per i nostri territori. E del resto le classifiche di Legambiente, che sono autorevoli e che danno una dimensione anche di quanto rispetto ci sia per l'ambiente, per la qualità della vita, vedono sempre le città del Veneto tra le prime classifiche. Bene, allora, cominciato bene, adesso parliamo dell'immigrazione. Era un po' di tempo, no, che non trattavamo più l'argomento. Redistribuzione l'europea maldestra, l'operazione d'immagine ci si ferma a 130. Che cosa è accaduto? È accaduto che la redistribuzione si ferma a 130, ovvero abbiamo avuto arrivi, finiremo quest'anno con quasi 200.000 arrivi. Il successore di questo governo averne dislocate qualche centinaia in Nord Europa, molto probabilmente immigrati che sono andati da parenti e quindi hanno concluso il loro viaggio arrivando a destinazione. Nulla di più, sappiamo che 2/3 di questi immigrati non sono profughi, sappiamo che nel momento in cui non sono profughi non hanno il diritto al rifugio, allo status di rifugiato internazionale, e dobbiamo non dimenticare che invece abbiamo dei profughi in casa, che sono i nostri cittadini che vivono al di sotto delle soglie di povertà, che hanno più diritti di chi arriva qui e non è profugo. Ripeto, hanno più diritti di chi arriva qui e non è profugo, perché nel momento in cui tu non scappi dalla morte, non scappi dalla fame, non scappi da azioni di guerra, da teatri di guerra, io penso che prima sia un obbligo aiutare i nostri cittadini. Sì, ho capito. Bene, senta, qui mi dicono che all'ULC 2 hanno raccolto 600 firme da portare a lei a difesa degli stipendi, quindi si ritorna a parlare naturalmente di questa fusione tra le due ULS. Ma cosa c'entra la fusione delle ULS con gli stipendi? Non l'ho ancora capito. Infatti, ma volevo che me lo spiegasse perché io non l'ho capito. Non c'entra assolutamente nulla, la fusione delle ULS non c'entra nulla con gli uffici, con il numero di personale, con gli ospedali, con nulla. Cioè, al cittadino non gli cambia proprio per niente la vita, i servizi restano gli stessi, gli ospedali gli stessi, i medici gli stessi, resta tutto come prima. Però qualcuno potrebbe dire, allora qual è il vantaggio? Intanto è un impegno che ci eravamo presi. La prossima volta, magari prima di parlare, varrebbe la pena di ragionare, visto e considerato che la campagna elettorale si è trasformata in una crociata a favore dell'ULSS provinciale. Tutte le forze politiche hanno detto che quella è la soluzione. Solo che io le robe quando le dico le faccio, gli altri invece le dicono e non le fanno. Questo è il piccolo particolare. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che la ULSS provinciale viene in linea con l'azienda zero, cioè noi togliamo delle competenze alle ULSS, che sono quelle dell'ufficio appalti, dell'ufficio acquisti, dell'ufficio legale, di tutte cose che non c'entrano niente con la cura del cittadino, e lasciamo in capo invece alla direzione generale l'organizzazione delle cure del cittadino e l'abbattimento delle liste d'attesa. Il che vuol dire che se ti tolgo un sacco di incombenze, che sono attività tipo andare a fare i concorsi per assumere il personale piuttosto che le gare per gli appalti e altre robe, vuol dire che il direttore avrà più tempo libero da dedicarsi a queste cose. Ma siccome avendo più tempo libero ci si può dedicare a un'area più vasta, in giro per il Veneto saranno direttori che si occuperanno di 900.000 di bacini, 900.000 persone, a Belluno di 200.000 o giù di lì, insomma. Allora, è arrivata questo messaggino in questo momento per lei. Prego. Che ne dice Zaia della strada di circonvallazione di Cortina? Gliela leggo così com'è. Che il tema del traffico a Cortina è un tema importante, si parla di circonvallazione, c'è il vecchio progetto Lunardi del tunnel, tutta una serie di robe. Sì. Però il tutto, come diciamo sempre a Belluno quando parliamo della specificità dell'autonomia, non prescinde dal fatto che ci vogliono i SCAI. Ecco. Cioè, se non ci sono SCAI non si fa niente. Vorrei ricordare che la legge di stabilità, andate a leggerla, l'unica roba certa che c'è, sono due le uniche robe certe. La bugia che ha raccontato il Presidente del Consiglio, che ha avuto il coraggio di rispondermi dicendo che lui avrebbe applicato i costi standard per avere le coperture dei 30 miliardi circa della legge di stabilità. Costi standard neanche visto. Per chi ancora non avesse capito, costo standard significa obbligare tutti alla virtuosità, cioè 22.000 forestali in Sicilia non sono una virtuosità, ma la virtuosità è 400 in Veneto. Sì.
Dall'altro dico che l'altra certezza è quella che avremo l'IVA a 25 punti, al 25% nel giro di 2 anni, perché comunque per pagare ste robe bisogna fare qualcosa. Sì. Allora io mi chiedo come si possa ancora non capire che alla fine troveremo i pozzi avvelenati dopo la fine di questo governo, ma non lo dico per partito preso, io ho fatto ricorsi anche contro il mio governo nel 2011, quindi non accetto lezioni a nessuno, le ho fatte sui ticket, figuratevi voi, però è altrettanto vero che non posso accettare di vedere massacrata la sanità del Veneto. Allora, ieri c'è stato un episodio a Borca di Cadore, almeno territorialmente competente, davvero preoccupante. Malgas Taulanza l'hanno distrutta e pare sia un atto premeditato. È stata devastata la casera di proprietà delle Regole, infissi, cucina, il bagno, insomma presi a picconate. Poi c'è una strana scritta: gli autori hanno lasciato chi vuole ferire la nostra comunità. Che cosa potrebbe significare un atto, tra l'altro, violentissimo e da condannare? Ma è ovvio che se le condanne sono senza se e senza ma, però mi fermo qua, non conosco nulla di questa vicenda e non sono abituato a parlare di robe che non conosco. Sono altri gli esperti di parlare di tutto e a vanvera. Va bene, allora parliamo appunto di sanità ancora una volta, no? Come siamo messi? Sempre più tagli a quanto pare, ormai i cittadini cominciano a percepire che è messo in discussione un modello, ma non è il modello del Veneto, è il modello del Veneto, ma è il modello dell'Emilia Romagna, è il modello della Toscana, è il modello della Lombardia, i modelli che funzionano. Ma io faccio una domanda: avete notato che le uniche regioni che si lamentano di questi tagli sono quelle virtuose, sono quelle che hanno i conti a posto? Ma è strana sta roba, no? Sì. Che chi ha i conti a posto si lamenta e chi non ce li ha a posto non apre bocca. A me non torna a sto conto, no? Di solito dovrebbe lamentarsi chi fa sprechi, perché dice cavoli stavolta mi bastona. Per me è che chi spreca sprecherà un po' di meno, chi non sprecava non riuscirà più ad accedere ai servizi. Cioè, se io la pizza margherita la pago 5 euro e c'è qualche mio collega in giro per l'Italia che riesce a farla documentare la spesa di 50 euro, se arriva il governo e dice guardate che la pizza margherita la dovete pagare il 10% in meno tutti, i miei 5 euro, se li taglio il 10% non mi permetteranno più di comprare la pizza, ma quello che spendeva 50 taglia il 10%, la pagherà ancora troppo, la pagherà 45 euro e la pagherà ancora 9 volte di più di quello che costa. E questo è quello che sta accadendo. Non si ha coraggio invece di dire chi paga 50 euro sta pizza, sta benedetta pizza, di pagarla a 5 euro come tutti gli altri. Allora, per non avere il coraggio di andare a dire agli spreconi di non sprecare più, tagli anche me che non spreco, che ormai lo spreco non lo conosco. Parliamo anche di violenza sulle donne, ahimè, terribile argomento, però il Veneto devo dire che fa buone cose, perché a 2 anni dall'entrata in vigore di questa legge regionale di prevenzione, naturalmente di contrasto alla violenza contro le donne, la rete veneta delle strutture attivate conta 15 centri antiviolenza, 9 case rifugio e 12 centri di secondo livello. Lo vorrei dire anche alle donne, no? Perché magari a volte non sanno a chi rivolgersi, però... Ma sì, qui polemiche a parte, perché ce ne fanno tutti i giorni nella politica, però vorrei dire alle donne che comunque navigando su internet o chiamando anche il numero della segreteria di un municipio piuttosto che della regione o avvicinando un amministratore, se avete bisogno di aiuto lo dovete chiederlo. Poi le strutture protette, le strutture, ad esempio recandovi direttamente, ovviamente il posto migliore è quello di andare a fare una denuncia. Però capisco anche le difficoltà, oppure andare dai servizi sociali, dall'assistente sociale se qualcuno ci ascolta, o recarsi direttamente in ospedale, magari andare in un reparto che non sia quello di chirurgia dove vi dicono guarda qua non c'entra niente, insomma se c'è un reparto di psichiatria o dal direttore dei servizi sociali, insomma cercate di intercettare qualcuno che comunque possa anche capire che siete in difficoltà e che avete bisogno di una mano. Allora, dicono che i veneti hanno, ma anche i bellunesi in modo particolare, il vizio dell'auto, al di là del fatto che siamo ecoambientalisti, però l'auto la usiamo tanto, Presidente, però, Beh sì, anche perché siamo in un territorio dei 579 comuni, 5 milioni di abitanti, e il nostro è una città diffusa, per cui è difficile pensare di vivere come
le metropoli urbane che hanno la metropolitana che arriva nei quartieri. Da noi per spostarsi ci vuole il mezzo pubblico, dov'è? Però è anche impensabile, adesso finiamola con questa leggenda metropolitana di poter arrivare con la ferrovia dappertutto. Dico che ci sono dei posti dove non arriveremo mai perché è impossibile arrivarci, punto e basta, cioè nel senso che no, il servizio lo possiamo migliorare, va migliorato, portiamo avanti un sacco di servizi, però voglio anche dire che poi ci sono dei tratti, l'ultimo miglio, dove appunto non si può arrivare con nulla. L'ONU ha dichiarato, cioè su tutte le prime pagine anche oggi, la carne rossa cancerogeno, perlomeno a pericolo cancro. Lei cosa ne pensa? Penso che è ciclica sta roba, no? Cioè? Lo scandalo sulle carni ogni tanto viene fuori, precipita il consumo, poi paghiamo soldi per le campagne di promozione del consumo e si torna su così. Abbiamo visto vacca pazza, abbiamo visto l'aviaria, adesso c'è questa novità. Posso dire... Penso che mangiare tanta carne non faccia bene, no? Sì. Ma soprattutto non fa bene in una società come la nostra dove ci si muove poco, diciamolo fino in fondo. Ecco. Però è altrettanto vero che la dieta che abbiamo noi, che è variegata, dimostra insomma che non abbiamo una età media di 82 anni e 3 mesi, penso che sia la dimostrazione che non è che sbagliamo tante cose, poi c'è una buona sanità, per carità bisogna fare la prevenzione. Poi ovvio che se uno mi dice che la carne affumicata ha la formaldeide, si creano prodotti cancerogeni nella fumicatura, cioè non è che serve all'OMS per dirlo, però tutto fa male a questo punto, no? Sì. Cioè fa male anche la marmellata perché comunque è un'ipercottura e per cui c'è il rischio che fa male farsi i pomodori in casa perché c'è il rischio infinitesimale che ci sia il butulino e avanti così, però vabbè. Però non farei questo allarmismo, no. Tra l'altro gettare una notizia del genere da parte di una comunità internazionale così importante come l'OMS senza i dovuti paracadute significa mettere in ginocchio i nostri produttori e disorientare i consumatori. Perché prima aveva cominciato Veronesi, poi c'è stato l'ONU, adesso l'OMS, insomma si continua a parlare di questo, no? Per questo motivo. Allora, Presidente, un'ultima cosa, le centraline a Belluno, perché lì cresce effettivamente una grande protesta sul Piave. C'è una normativa, io dico anche che rispetto a questa normativa io sono dalla parte di chi, anzi penso forse siamo in pochissimi, di chi vuol dare totali competenze alle province, ai territori, io direi anche al comune. L'ho detto con le strade, lo dimostreremo anche con altri temi in queste ore, ma dare competenze ai territori è la forma migliore, così anche si evita che, faccio l'esempio, le cave, evitiamo anche il teatrino dove le carte sono a posto, il comune dice di no e dice che poi è colpa della regione, alla regione gli arrivano le carte sul tavolo, sono tutte carte che c'è come una concessione edilizia, tu non è che non puoi dare il diritto a costruire un'abitazione ad una persona se ha tutte le carte a posto, se il genio civile ha detto di sì, la sovrintendenza ha detto di sì, il magistrato d'acqua ha detto di sì, lo studio tecnico ha fatto i calcoli giusti, e tu alla fine devi dare. Allora, per evitare questi imbarazzi, siccome magari c'è sempre qualcuno che dice ma se fossi io direi di no, adesso io voglio fare in modo che la decisione arrivi sui territori e per quello che mi è concesso la legge dico così, se poi c'è qualcuno della versa fazione politica che dice colpa della regione, mi dia una mano questo qualcuno, parlo di chi rappresenta il governo di centro-sinistra in questo momento, di chiedere norme a livello nazionale che deleghino direttamente i comuni a gestire queste cose. Guardate, io non ho velleità di gestire la regione centraline, sentire discorsi, a volte sento discorsi da grande fratello perché poi ci sono interessi sotto, a me non me ne frega niente. Vivo del mio, non me ne frega niente delle centraline, delle cave, delle discariche, tutte queste robe qua. Quindi l'iter autorizzativo, se fosse comunale o si fermasse al massimo a livello provinciale, mi vedrebbe come la persona più felice del mondo. Ci sono delle norme nazionali però da bypassare, quindi un invito al centro-sinistra ad avere il coraggio di fare in modo che le regioni deleghino ai comuni queste decisioni. Grazie governatore, a martedì prossimo. Grazie a voi, buongiorno. Grazie, buongiorno.